Cari telespettatori, rieccoci insieme sempre con lo SPI CGIL del Veneto come ogni venerdì. Con noi, ben ritornato Renato Bressan, grazie di essere qui con noi, della segreteria dello SPI CGIL del Veneto. Parleremo della questione sanitaria un po' in generale, richiameremo la questione vaccini che a voi sta particolarmente a cuore, ma un po' faremo il punto sotto diversi profili. Ci sono tante istanze, tante mail che ci sono arrivate anche per le case di riposo, attenzione. E lì c'è un altro problema molto grosso che, come sappiamo, è anche sociale. Nicoletta Biancardi, collegata con noi, segretaria generale dello SPI CGIL di Rovigo, eccola qua, ben ritornata, anzi faremo il punto per la situazione in quest'area, in questo territorio, così accontentiamo anche coloro che ci scrivono, che ci dicono non parlate mai della zona del Polesine. No. Lo SPI CGIL dedica spesso le attenzioni anche a questo territorio. Però incominciamo un po' in generale. Renato Bressan, qual è la situazione sanitaria? Che adesso abbiamo visto i nuovi direttori generali sanitari che vengono a riconfigureranno insomma alcuni aspetti, se non altro relazionali, perché ovviamente si tratta anche di rapporti che, come più volte l'hai detto, voi intessete e mantenete con le rappresentanti delle pubbliche amministrazioni del territorio, per cui diventerà fondamentale nuovamente aprire il dialogo con ciascuno di loro. Questo un po' per chiarire anche ai nostri cittadini che il sindacato è sempre, diciamo così, pronto a intervenire. Allora facciamo un po' il quadro. Beh, intanto siccome sono appena stati nominati i nuovi direttori generali, un augurio ovviamente a tutti loro, invieremo come di consueto, facciamo in queste occasioni insomma una lettera di complimentazioni, ma anche come dire di responsabilizzazione di un ruolo assolutamente importante che hanno, dicendo a loro, come abbiamo sempre detto, che noi siamo disponibili, ovviamente siamo ai tavoli con loro proprio per trovare le soluzioni più adeguate rispetto ai problemi sanitari e sociosanitari che stiamo affrontando. Detto questo, facciamo una panoramica veloce insomma, ecco, della situazione. Io vorrei sempre ricordare che parliamo di un problema che quando, come dire, si è presentato un anno fa, esattamente un anno fa, insomma, è esploso il Covid anche in Italia, abbiamo sempre detto non è arrivato col libretto delle istruzioni, nessuno sapeva cosa bisognava fare per davvero e quindi abbiamo dovuto costruire una filiera intera sanitaria e sociosanitaria. Dalla diagnosi, io lo ricordo scherzando e ridendo, ma non tanto, le prime diagnosi erano del tipo è poco più di un'influenza, dopodiché ci siamo accorti ben presto che non era assolutamente così. La cura stessa, non sapevamo come si doveva curare il Covid-19, si era preso le cure della SARS ad esempio inizialmente perché bisognava, come dire, adattare una cura ai criteri di efficacia e appropriatezza. Ma lo stesso per quanto riguardava, come dire, tutta la parte legata alla prevenzione, all'igienistica e quindi, come dire, abbiamo di lì a poco tempo scoperto che l'unico sistema vero di prevenzione per abbattere quella curva di contagi è stato il lockdown, cioè ci hanno detto ad un certo momento rimanete chiusi a casa, ecco, per dire la gravità della situazione che ha vissuto l'umanità intera. Fino alla profilassi attuale, perché con una ricerca molto accelerata, con investimenti immensi che sono stati fatti sulla ricerca, è chiaro che ci siamo tutti resi conto che dovevamo trovare un vaccino in tempi rapidi per uscire da una situazione che stava determinando problemi non solo sanitari, purtroppo abbiamo visto decessi che ancora oggi purtroppo continuano a mantenersi ancora alti ogni giorno. Abbiamo avuto problemi sociosanitari sul territorio, abbiamo avuto problemi di natura sociale, ma abbiamo avuto anche problemi di carattere economico importanti e anche quelli di natura psicologica. Lo dico perché a volte se ne parla poco, sì. Ma sulla natura psicologica lo vorrei dire non per, come dire, fare la chiappanuvole, ma attenzione, perché i problemi psicologici, come dire, sono quelli che magari li vedi dopo, perché si nascondono nel nostro intimo, ma prima o dopo, come dire, emergono, rimarrà traccia, e sono quei problemi legati al fatto che l'umanità di per sé non è mai stata abituata a vivere lontano dal proprio simile. È innaturale per noi, come dire, non socializzare, non vivere vicino, come dire, ai propri simili e
cercare, come dire, di costruire una comunità. Eppure questo sistema innaturale abbiamo dovuto in qualche maniera tentare di abituarci, ma l'umanità non si abituerà mai, come dire, a vivere socialmente lontani. Quindi è chiaro che noi abbiamo la necessità di uscire da una fase di emergenza e speriamo che si tratti solo di un periodo della storia dell'umanità che verrà classificato come un periodo a sé stante e non comparabile con nessun altro periodo della storia dell'uomo, ma questo è il periodo in cui oggi noi stiamo vivendo. Dicevo, siamo arrivati alla profilassi e riscontriamo tante difficoltà, non poche, ma generate per l'appunto dal fatto che mai l'umanità si era trovata in una condizione di questo tipo. E quindi oggi noi riscontriamo certamente il fatto che il numero di vaccini sono pochi, che AstraZeneca, Moderna, Pfizer continuano a dirci che riducono, come dire, la consegna rispetto al previsto. Dell'altro giorno ci hanno detto la metà di quelle che avevamo previsto e quindi milioni in meno di dosi per i prossimi mesi. Poi cambiano, non c'è. Ed è chiaro che noi dobbiamo cercare di lavorare invece con queste case per dire no, voi dovete rispettare le consegne, i protocolli sottoscritti e firmati con la comunità europea in particolar modo. Ma dobbiamo anche lavorare su altri pezzi, e cioè i pezzi sul fatto che noi dobbiamo cercare in qualche modo di riuscire ad avere una nostra produzione autonoma, nazionale, ma ci hanno detto Federpharma proprio ieri che ci stiamo lavorando ma ci vorranno mesi perché, come dire, l'operazione è immensa. E lo stesso per quanto riguarda però, come dire, quelle quote di somministrati che se noi andiamo oggi a guardare dei 5 milioni, come dire, di dosi arrivate, noi ne abbiamo somministrate 3 milioni e mezzo, quindi abbiamo 1,5 milioni di dosi non somministrate. Ma lo stesso per quanto riguarda il Veneto. Tra l'altro il Veneto, proprio l'ultimo dato aggiornato di oggi, ci dice che noi siamo sotto la media nazionale. Eravamo partiti bene, cioè noi quando siamo partiti il Veneto era in cima alla classifica, oggi, come dire, siamo sotto la media nazionale è sopra il 70%, noi siamo al 68% delle somministrazioni. Allora vuol dire che noi abbiamo circa, come dire, un terzo delle dosi a disposizione che non abbiamo ancora somministrato. Perché questo? Certo, perché c'è stato tutto il problema legato al cosiddetto richiamo, e cioè dobbiamo conservare una parte... Ma questi dati qua, 68-70% degli over 80 state parlando? Perché io ho dei dati... io ho i dati degli over 80 che sono molto molto bassi, stiamo su una media del 3%. No, delle dosi complessive, delle dosi complessive. Okay. Ecco, quindi, allora è certo che noi abbiamo avuto il problema, ma ripeto, legato al fatto che siamo di fronte, come dire, a un fenomeno che via via, giorno per giorno lo conosciamo meglio, perché il problema della produzione, il problema della distribuzione, dello stoccaggio, della distribuzione in sé, come dire, che deve essere più capillare, perché oggi noi abbiamo punti di distribuzione, di somministrazione che riguardano magari un territorio che se metto giù il compasso, come dire, arrivo a 40 km e ci diceva qualche direttore generale, quelli più lontani che stanno a 35-40 km dal punto di vaccinazione, lì riscontriamo un diradamento dal punto di vista dei somministrati di quelli che vengono. Certo, perché c'è una parte legata, come dire, alla problematica del trasporto delle persone anziane. Quindi noi abbiamo un problema legato alla filiera, cioè dobbiamo lavorare dal punto di vista della produzione, dello stoccaggio, del magazzinaggio, perché sappiamo, come dire, che dobbiamo immagazzinare quelle dosi con freezer a meno 70, fino alla distribuzione e alla somministrazione. Noi dovremmo arrivare certo ad avere, come dire, una nostra capacità produttiva, ma dobbiamo anche avere una capacità della filiera dove non ci siano i colli di bottiglia, perché quando tu hai un collo di bottiglia nel processo produttivo sappiamo perfettamente che rallenti tutta la catena. Ecco, allora noi dobbiamo lavorare su questi pezzi, su questi segmenti, ed è quello che stiamo tentando di fare nei ragionamenti con la Regione Veneto e con le singole ULSS, perché nelle singole ULSS poi, come dire, si mette attivamente quella catena sul territorio. Ecco, per quanto riguarda gli aspetti di criticità che avete riscontrato, quali sono? Quindi possiamo vedere, insomma, anche un po' la prima slide che ci fa un po' il punto della situazione per quanto riguarda la Regione Veneto, le vaccinazioni, totale somministrazioni effettuate, ovvio che cambiano ogni giorno, qui segna... Oggi siamo a 315.000 e qualcosa. Esatto, quindi l'aggiornamento è giorno per giorno, ora per ora, per cui questa viene fatta per fasce di età, giusto? Sì, vengono fatte non solo per
fasce di età, ma anche, come dire, per fasce sociali. Cioè noi abbiamo certamente e giustamente individuato nelle persone più fragili, più anziani, i residenti all'interno delle RSA, quindi gli ospiti, perché là abbiamo avuto quasi la metà dei decessi, purtroppo, vero? Quindi sappiamo perfettamente che lì era un punto molto delicato dove bisognava intervenire. E anche le fasce sociali più esposte, chiaramente, quindi parliamo del corpo sanitario, sociosanitario, cioè di tutti coloro che in qualche maniera sono più a contatto con queste persone. Quindi è chiaro che queste sono state le fasce dove ci siamo concentrati principalmente per tentare di metterli sotto protezione, se si può così dire. Però ci sono altre fasce che giustamente reclamano il vaccino, ma pensiamo agli 85enni, qua ai vediamo, 90enni. esatto, qua vediamo la slide successiva, che fa un po' un quadro, uno spaccato degli over 84 un po' nella regione del Veneto, quindi vediamo un po' che numeri ci sono moltissime donne rispetto agli uomini, quasi il doppio, comunque anche questo è determinato dal fatto ovviamente che sappiamo che, come dire, l'aspettativa di vita femminile è più alta di quella maschile, tanto è vero che se noi andiamo a guardare quelle che sono i somministrati, noi troviamo 2/3 di donne e 1/3 di uomini, ma la ragione è quella lì, perché soprattutto le prime somministrazioni sono state fatte nella fascia di cosiddetti grandi anziani. Però noi abbiamo ricevuto e abbiamo avuto, come dire, tutta una serie di segnalazioni anche critiche legate proprio, come dire, ai genitori 85enni, ai 90enni, eccetera, che nella prima parte sono stati esclusi, per le quali invece noi chiediamo che vengano, come dire, coperti, perché sono persone fragili e quindi in qualche maniera li stiamo ragionando per tentare, stiamo segnalando che queste criticità ci sono e per davvero cominciano a essere tante. Allora per adesso questi vediamo che ce ne sono tutte le età, no? Fino ai 100 e rotti anni, 99, 100 e più anni sono stati vaccinati perché erano nelle case di riposo, naturalmente. Leggo il messaggio: si continua a parlare solo di Covid, non fraintendetemi, è un dramma, ma non vi rendete conto che ormai c'è un altro dramma? Qui non si parla di voler prendere di prendere un po' di sole, ma di vivere. Gente che sarà ridotta alla fame senza speranza, perché chi fallisce dopo 30 anni di lavoro non si può reinventare, possiamo solo scegliere di cosa morire. Il problema delle attività produttive è gravissimo, questo è un altro problema che anche riguarderà i sindacati, non quello dei pensionati ovviamente, però riguarda anche il sindacato della CGIL. No, ma l'abbiamo detto, il Covid ha determinato una serie di problematiche sanitarie, sociali, economiche e psicologiche, nessuna di queste, come dire, esclusa, e tutte sono importanti da affrontare. Certo che la prima cosa in cui pensi è: intanto mi devo mettere in salvo, dopodiché cerchiamo con i ristori, ci siamo battuti, cerchiamo di riattivare l'economia laddove è possibile. Chiaro che finché non esci dall'emergenza noi queste problematiche continueremo a trovarcele di fronte. Assolutamente. C'è un po' di esasperazione. Chi lavora in realtà ormai di salute non ne vuole sentir parlare, perché non riesce a sopravvivere, per cui diciamo che sopravvive da una parte e dall'altra. Abbiamo di nuovo fenomeni di suicidio, quindi siamo in una situazione molto grave. E allora lì bisogna fare altri discorsi, però tornando a noi, la questione che io un po' vi pongo è questa, un po' come obiezione, eccetera. Però voi dite giustamente 85 anni fuori dalle case di riposo, no? Perché le case di riposo sono stati luoghi che hanno avuto più questo fenomeno di evidenza, insomma, di contaminazione. Però è vero anche che se si parte dai 90enni, gli 80enni recriminano, se si parte 85 recriminano st'altri, quindi da qualche parte bisogna partire. È vero anche che gli 80enni sono anche a volte in azienda, sono operativissimi, sono iperattivi, sono persone che si trovano, ormai un 80enne diciamo che è molto attivo, accudisce i nipoti, insomma è tanto, mentre magari un centenario, un 90enne ha a che fare sì e no con una visita controllata da parte del figlio, che comunque magari spera abbia la cautela di mettersi la mascherina, sì, la badante, ma tutto là, non ha una vita sociale fuori. Per cui, dovendo scegliere, scelgo da quello che avrà più rapporti sociali in assoluto che non da altri. Cioè, conosco diversi imprenditori di 80 anni che sono in azienda, al di là di tutto. E non solo, anche commercianti che comunque si danno da fare. E se questi non li vaccini, i ragazzi li perdiamo, perché purtroppo abbiamo dei numeri, in percentuale il numero degli ottantenni, per dire stigmatizzare questi primi anni morti, sono più alti che non... Per assurdo, è vero, ci sono 90enni che se la sono cavata, avranno una tempra di altri secoli, per cui dovendo scegliere
bisogna scegliere, che cosa si fa? E io dico, perché voi giustamente recriminate questo, io ragiono dall'altra parte e dico sì, però se avessimo fatto dei centenari, adesso avremo tutti gli ottantenni che sarebbero stati scartati fuori, ancora lì liberi e incontaminati, e poi non si mettono tutti la mascherina. Certo, sì, no, certo, il tema, come dire, della scelta è un tema che nessuno vorrebbe trovarsi di fronte. Esatto. Io ricordo all'inizio, quando, come dire, negli ospedali, in particolar modo del Bresciano, della Lombardia, si sceglie, ad un certo momento hanno detto: qui dobbiamo scegliere chi portare dentro in terapia intensiva, e te lo facevano capire che purtroppo non erano nelle condizioni di poter, come dire, avere un'offerta rispetto a una domanda sanitaria che in quel momento lì era molto alta, ma eravamo, come dire, con le terapie intensive ridotte. Quindi a questo punto noi non vorremmo mai doverci trovare. Ripeto, c'è stato il caso, ricordo il primo caso dell'ultracentenario inglese che è riuscito a salvarsi, ma è uno. Voglio dire, fa ovviamente così talmente notizia che fa piacere che non ce l'abbia fatto, ma tutti gli altri purtroppo molto spesso non ce l'hanno fatto. Quindi non dobbiamo poter scegliere. Quello che dobbiamo cercare di fare per evitare di dover scegliere è proprio questo, cioè lavorare sia sulla produzione veloce, certo, e sulla distribuzione massiccia, come dire, per quanto riguarda le somministrazioni. Chiaro. Lì dobbiamo cercare di concentrarci, perché se no altrimenti noi rischiamo solo una guerra tra fasce di età. Poi noi segnaliamo che ci sono arrivati tanti casi, come dire, legati agli 85enni e ai 90enni, lo ripeto, e hanno perfettamente ragione, sui quali noi dobbiamo assolutamente intervenire. Chiaro. Allora abbiamo una pubblicità che incombe, chiedo cortesemente dalla regia se mi rimettono in onda l'ultimo messaggio, così lo leggo prima della pubblicità. Ecco qua. Voi pensate che sia giusto chiudere per una mancia? Appena finisce l'emergenza mi chiederanno di pagare tutte le tasse in un botto. Di cosa? Del mio guadagno nullo? Ah sì, ho preso i ristori, i miei figli vanno in Germania, quello è un bel paese. Quello è un paese, anzi. Allora, detto questo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.